Allora, mister, oggi una partita più complicata del previsto, siete riusciti a sbloccare il risultato al 92esimo, forse un po' più complicata di quello che vi sareste aspettato all'inizio. In realtà ci aspettavamo una partita complicata perché sapevamo il valore dell'avversario, li abbiamo visti ed è una squadra che gioca molto bene. C'è da considerare la partita di giovedì, che dal punto di vista fisico è stata molto dispendiosa, anche dal punto di vista mentale, quindi non era facile, ma direi che abbiamo fatto una gara di sostanza, abbiamo creato tanto, abbiamo anche rischiato, però direi che la vittoria è meritata soprattutto perché come al solito noi non molliamo mai, abbiamo spinto fino alla fine e poi siamo stati ripagati. Una Clivense che ha cercato di imporre il suo gioco, di imporre col fraseggio e con la costruzione un gioco agli avversari. Tante occasioni sono state create, poche sfruttate. Forse questo è un problema, è un punto su cui ripartire. Ma in realtà la cosa preoccupante sarebbe non creare occasioni da gol. Oggi nei particolari siamo stati un po' sfortunati e un po' troppo leziosi, però come ho detto l'importante è creare occasioni da gol e sapere che si può subire come abbiamo subito oggi per parte della partita, ma l'atteggiamento deve essere sempre quello propositivo di una squadra che vuole vincere. Invece il grande innesto da quando è arrivato di Antenucci, che anche oggi con un colpo di testa è riuscito a sbloccare una situazione che stava diventando complicata nei minuti finali. Quanto è importante, quanto è stato importante il suo arrivo per il gruppo? Ma è stato molto importante perché si è andato ad aggiungere a un reparto che già era forte e lo dicevano i numeri, lo dice la classifica, quindi comunque abbiamo pensato di inserire un giocatore con quelle caratteristiche ed è chiaro che oggi ha sfruttato in pieno le sue caratteristiche, però eh, c'è da considerare la grande prestazione un po' di tutti gli attaccanti così come di tutta la squadra. Abbiamo visto, ti chiediamo l'ultima cosa, abbiamo visto che avete fatto un'esultanza finale un po' più spenta rispetto alle altre volte, non avete fatto i soliti cori. C'è una spiegazione per questo? Ma in realtà in campo abbiamo festeggiato tanto perché era giusto con un gol alla fine. Nello spogliatoio solitamente festeggiamo, facciamo i cori, ci sembrava inopportuno in questo momento, in questo campo, con la morte del team manager che è successa ieri, festeggiare in maniera esagerata, quindi ci è dispiaciuto per quello che è successo, perciò festeggeremo a casa nostra e quando abbiamo tempo.